Si conclude qui al Palaverdi la nostra avventura del 2018 con questo martedì grasso, un successone iniziando oggi pomeriggio dalle 2 con tutti i bambini che si sono divertiti a lanciare i coriandoli, noi un po' meno a pulirli, ma fa niente. Nella serata invece abbiamo fatto una serata danzante con tutte le persone che si sono divertiti a ballare insieme a noi in molta allegria e in bella compagnia. Volevo fare un bilancio di questo 2018 che veramente è stato un anno strepitoso, un carnevale meraviglioso. Abbiamo ricevuto tanti complimenti e questo è veramente quello che ci ripaga di tutto. Devo dire che abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria, veramente il nostro nuovo re è stato accolto a braccia aperte ovunque siamo andati, i negozianti ci regalavano di tutto, i bambini, i genitori, gli anziani l'hanno accolto in maniera veramente straordinaria. E tanti complimenti e la nostra soddisfazione più grande. Abbiamo chiuso veramente un 2018 fantastico e stiamo già progettando quello che sarà il futuro, perché il nostro pensiero è quello di portare Novara sempre ai livelli più grandi. Siamo già cresciuti tanto, abbiamo fatto tante cose meravigliose, ma c'è ancora strada, vogliamo crescere, vogliamo portare Novara a livelli di Venezia, a livelli veramente importanti e ce la faremo. Il carnevale è finito, siamo contenti, che speriamo sia andato tutto bene, tanta gente e siamo proprio contenti. Che dire, è stato tutto bello, quest'anno abbiamo il nuovo re giovane, tutti sono contenti e l'hanno accettato volentieri. Insomma è stata una cosa meravigliosa, cosa che io non ho mai visto in tutti questi anni che sono qui a Novara. È stato un carnevale bellissimo e anche peccato che è finito. Grazie di tutto e arrivederci alla prossima manifestazione.